Frode sugli appalti per le mense scolastiche. I NAS di Udine eseguono 4 arresti. Il reato commesso ai danni di diversi comuni friulani. Nel capoluogo indagata l'assessore Battaglia per abuso d'ufficio. Il comune è parte lesa, così il sindaco di Udine Fontanini, che valuterà la revoca dell'appalto. Da domani il servizio della ditta incriminata sarà sospeso, ma sarà garantito. Intanto insorgono le opposizioni e pure le famiglie. In regione il prossimo anno scolastico si aprirà con 1200 posti di ruolo vuoti, 400 in più rispetto al 2020. Mancano i candidati con i requisiti necessari, e quanto emerge da un'indagine della UIL. L'esito del test effettuato in precedenza arriva a viaggio in corso. Polizia e carabinieri bloccano una carriera a Palazzolo dello Stella per prelevare una persona positiva al Covid. Il bus con 20 passeggeri dirottato in ospedale. Inaugurata oggi in Castello a Udine la rassegna fotografica Cosacchi in Friuli. Le fotografie di Sergio Gennaro in mostra 175 scatti realizzati in Valpesarina. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque, bufera sulle mense scolastiche a Udine e in diversi comuni friulani. Dopo le lamentele dei bambini, le segnalazioni, le proteste dei genitori, lo sciopero del panino, sono scesi in campo i carabinieri del NAS di Udine, che hanno eseguito 4 arresti. L'operazione è scattata questa mattina ed è legata agli appalti per mense scolastiche di numerosi paesi della provincia di Udine. Proprio nel capoluogo friulano, in seno al comune, ci sono persone indagate. Nella giornata di oggi, anche in provincia di Udine, i carabinieri del NAS del capoluogo friulano hanno proceduto all'esecuzione emessa dal GIP e del Tribunale di Udine di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di 4 persone residenti nella zona di Napoli e nei confronti di un 53enne di Molfetta per l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono stati eseguiti 22 decreti di perquisizione nei confronti dei destinatari delle misure cautelari e di altre persone che a vario titolo collaborano con una società di catering attiva a livello nazionale con sede a Roma e operativa a Napoli. La realtà è attiva nel commercio all'ingrosso di generi alimentari. Perquisizioni anche negli uffici del comune di Udine, indagata l'assessore Elisa Asia Battaglia e un altro professionista che collabora con il municipio del capoluogo friulano. Tra gli amministratori comunali e tecnici sono indagati unicamente quelli afferenti il municipio di Udine. Agli indagati è contestato il concorso di reato in frode nelle pubbliche forniture nella forma aggravata perché commesso con sostanze alimentari. Danneggiati i comuni di Udine, Varmo, Trivignano Udinese, Tercento, Arta Terme, Rive d'Arcano e altre municipalità del Veneto che avevano affidato il servizio di ristorazione scolastica di fornitura dei pasti a domicilio alla società indagata. Tra gli indagati l'assessore all'educazione Elisa Asia Battaglia del comune di Udine. La società per azioni è indagata anche per la responsabilità civile dell'ente. L'indagine ha preso avvio nell'ottobre del 2020 a seguito di molteplici segnalazioni pervenute dalla commissione mensa costituita dal responsabile dei genitori degli istituti scolastici di Udine e anche di Varmo riguardanti i servizi che gravavano sulla ristorazione scolastica, ad esempio la presenza di corpi estranei nei pasti, la scarsità delle porzioni, la non rispondenza dei pasti a quanto previsto dal menù, le temperature di trasporto non idonei, i tempi di consegna non rispondenti a quanto contrattualmente previsto. Sono state eseguite numerose perquisizioni anche nei centri di cottura di Ruda, Tercento e Motta di Livenza e nelle mense delle scuole. Analisi anche dei documenti delle gare di forniture delle derrate alimentari. Il comune di Udine si dichiara parte lesa in questa vicenda e sta valutando di revocare l'appalto alla ditta, al centro dell'inchiesta giudiziaria che vede, come abbiamo sentito, tra gli indagati anche l'assessore comunale Elisa Asia Battaglia. Il Comune di Udine si dichiara parte lesa nella vicenda legata agli appalti nelle mense scolastiche. Il sindaco Pietro Fontanini valuterà se revocare l'appalto alla ditta appunto al centro dell'indagine. A Udine tra gli indagati figura l'assessore comunale Elisa Battaglia per l'ipotesi di reato per abuso di ufficio. Il servizio purtroppo ha avuto sempre dei rilievi da parte dei genitori, da parte degli insegnanti, anche da parte nostra.
sono stati fatti i controlli da parte dei NAS, però fino adesso non è risultato niente. Noi siamo parte lesa chiaramente perché siamo danneggiati come il comune di Motta di Livenza e altri comuni del territorio italiano in cui questa ditta svolge servizio. Il nostro assessore all'educazione e all'istruzione Asia Battaglia ha ricevuto anche lei un avviso di garanzia per quanto riguarda alcuni, secondo, abusi d'ufficio. Non riesco a capire quali potrebbero essere perché, ripeto, l'appalto è stato fatto e organizzato dagli uffici del comune, come si fanno tantissimi appalti, partecipano tante imprese, poi c'è una commissione in cui l'assessore chiaramente non c'entra e non partecipa, che aggiudica poi questo appalto. Quindi che cosa succederà? Si blocca perché Adesso bisogna pensare anche al futuro? Sì, per fortuna che siamo in un periodo in cui non ci sono, le scuole non sono aperte, quindi possiamo prendere le contromisure e io penso che a questo punto andremo alla revoca di questo appalto. Il comune a me ha detto che va tutto bene, io ho avuto l'incontro con i genitori e ho condiviso le loro perplessità perché ho visto dei documenti, poi ho parlato con alcuni insegnanti i quali mi hanno detto che purtroppo il servizio è scadente e io ho chiamato la ditta e li ho diffidati, come avevano già fatto in precedenza anche gli uffici, a migliorare il servizio. E alla luce delle accuse mosse dalla magistratura alla ditta che gestisce il servizio mense dei centri estivi di alcune scuole primarie della città e in attesa appunto anche della decisione sull'eventuale revoca dell'appalto, la Giunta Comunale di Udine ha deciso di sospendere cautelativamente il servizio a partire da domani appunto nei centri estivi in attesa di riprenderlo. Il provvedimento interesserà le scuole primarie Nievo, Dorlandi, Negri, Girardini, Zardini e San Domenico. Domani il servizio nei centri ricreativi gestiti dal Comune sarà comunque garantito da un'altra realtà del settore che si è resa disponibile. Nessun allarme dunque per le centinaia di famiglie che usufruiscono dei centri estivi comunali. Rimarrà vietato a causa delle normative anti-Covid portare pranzi al sacco e panini. E l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Elisa Asia Battaglia, ha dichiarato a Telefriuli la sua completa fiducia nella magistratura, che dice: spero risolva presto la questione. Per quanto concerne il mio coinvolgimento, dice Battaglia, la nostra emittente, si tratta di un atto dovuto. Il Comune in tutto ciò è parte lesa. E non si sono fatti attendere nel capoluogo friulano le reazioni delle famiglie alla notizia degli arresti e degli indagati per quanto riguarda il servizio delle mense udinesi. Fortunatamente siamo andati avanti nonostante abbiano sempre sminuito le nostre osservazioni, afferma un genitore delegato a vigilare i pasti in una scuola elementare udinese. Non credevano alle nostre dimostranze, ci hanno detto che eravamo pretestuosi, invasati, continua il papà, che non sapevamo pesare pane, che mettevamo soggezione al personale e che non avevamo dati oggettivi. A quanto pare invece forse avevamo ragione. Soddisfatta per l'esito degli accertamenti anche Yasmin Damiano, rappresentante mensa della scuola Alberti e organizzatrice della cosiddetta battaglia del panino. L'ordinanza del GIP del Tribunale di Udine, commenta, certifica che le istanze portate avanti dallo scorso settembre, che poi hanno portato all'astensione dal pasto suggerito ai figli, non erano il frutto di fantasie o di capricci di bambini e genitori dal palato fine, ma le doverose segnalazioni di veri e propri disservizi fatte a partire da settembre. Adesso, conclude, sarebbe il caso di prevedere un rimborso alle famiglie per i disagi subiti durante questi mesi, anche se nessun ristoro, basterà restituire ai nostri figli la serenità perduta. E il caso Mensa scatena anche la politica udinese, dalle opposizioni arriva un coro unanime di attacchi. Sentiamo. L'inchiesta sulle forniture alle mense scolastiche udinesi ha scoperchiato un vaso di Pandora e le reazioni della politica locale non si sono fatte attendere. Il sindaco Fontanini prende una decisione e si assuma le responsabilità politiche di questa situazione, sbotta l'ex assessore alla cultura, il capogruppo di progetto Innovare, Federico Pirone. Per nulla sorpreso dalle indagini, il capogruppo del PD, Alessandro Vinanzi. Purtroppo uno dei servizi, fiori all'occhiello del comune di Udine, si è trasformato in un punto di debolezza, sottolinea il Dem. Già a suo tempo avevamo chiesto accertamenti e controlli alla giunta comunale sull'affidamento
l'affidamento del servizio, aggiunge Lorenzo Patti, capogruppo di Siamo Udine, ma si è perso troppo tempo senza risolvere i problemi. Leggo che l'assessore Asia Battaglia non intende dimettersi perché le indagini a carico suo sono un atto dovuto e che il comune è parte lesa, premette il capogruppo di Prima Udine Enrico Bertossi. In realtà, sottolinea, l'unico atto dovuto sono le sue dimissioni e la parte lesa, i bambini e le loro famiglie e gli insegnanti. Quello che è accaduto oggi è solo l'epilogo di un anno disastroso in cui eravamo tacciati d'essere mistificatori che ingigantivano il problema e strumentalizzavano la situazione, rincara Rosaria Capozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo il caso arriva anche in Regione, dove il consigliere regionale di Patto per l'Autonomia, Massimo Morettuzzo, chiede venga varata una nuova norma per gli appalti pubblici, ritenendo assurdo che le pubbliche amministrazioni della Regione si siano trovate ad affidare un servizio così importante ad un'impresa completamente estranea al territorio. E la Filcams CGIL si dice fortemente preoccupata per le possibili ricadute che le indagini sui servizi delle mense scolastiche di numerosi comuni della regione potrebbero avere sulla continuità del servizio e sui lavoratori. Il sindacato mette in evidenza, nel rapporto sia con le stazioni appaltanti che con le aziende appaltatrici, le criticità che emergono per cercare soluzioni. Quanto alla gestione del servizio di ristorazione scolastica a Udine, la Filcams CGIL fa sapere di aver evidenziato qualche settimana fa al sindaco e alla dirigente preposta la necessità di definire un protocollo condiviso di buone prassi per la costruzione di bandi d'appalto che garantiscano da un lato la possibilità di garantire servizi di qualità alla cittadinanza, dall'altro la continuità e la qualità dell'occupazione, garantire appunto la qualità dei posti di lavoro. E a proposito di scuola, in Friuli Venezia Giulia il prossimo anno scolastico si aprirà con 1.200 posti in ruolo vuoti, sono 400 in più rispetto al 2020. Mancano i candidati a ricoprirli perché privi dei requisiti necessari, è quanto emerge da un'indagine della UIL. Nelle scuole del Friuli Venezia Giulia le fila degli insegnanti supplenti sono destinate a ingrossarsi ulteriormente. Da un'indagine fatta dalla UIL Scuola, sia nazionale che regionale, il prossimo anno scolastico si aprirà con 1.200 posti vuoti per l'immissione in ruolo e quindi a tempo indeterminato, contro gli 800 del 2020. La situazione è diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutte le materie, osserva il segretario regionale della UIL Scuola Ugo Previti, rimarcando che le cattedre saranno attribuite alle supplenze annuali. Si ripete il problema dello scorso anno e con numeri maggiori, continua Previti, perché mancano le persone con i requisiti richiesti dal posto in ruolo. Tra l'altro in Friuli Venezia Giulia le commissioni dei concorsi bocciano di più rispetto al resto del territorio nazionale e molti supplenti non sono in nessuna graduatoria perché non hanno superato il periodo di 3 anni lavorativi. A questo aggiungiamo il fatto che lo scorso anno diverse persone hanno lavorato grazie alla messa a disposizione, ovvero dopo aver presentato domanda direttamente ai dirigenti scolastici. In questo periodo, conclude Previti, augurandosi che l'indagine della UIL sia sbagliata, il personale degli uffici scolastici regionali e territoriali sta lavorando per attribuire una sicurezza economica a migliaia di persone, per molte delle quali però si concluderà a giugno del 2022. Ed ora la pandemia. Nella settimana dal 7 al 13 luglio in Friuli Venezia Giulia sono aumentati del 40,7% i nuovi casi Covid rispetto ai 7 giorni precedenti. Peggiora anche il dato riferito ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 19 contro i 16 della settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, che invece conferma una situazione stabile per quanto riguarda gli ospedali. I posti letto Covid occupati in terapia intensiva sono l'1%, lo 0% quelli in area medica. Sul fronte delle vaccinazioni, il report indica che nella nostra regione la percentuale di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale è del 44,4%, sommando chi ha ricevuto solo la prima dose si arriva al 58,2%. Il 18% degli over 60 risulta completamente scoperto, il dato nazionale è del 12,4%. Il 90,1% degli over 80 ha completato il ciclo, un altro 2,5% ha ricevuto la prima dose. E sono 21 oggi i casi di Covid in Friuli Venezia Giulia su 6.206 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati, 2 i contagi tra migranti in provincia di Trieste, 3 quelli tra gli ospiti delle case di riposo,
2 tra i rientri dalla Spagna. Non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva. I pazienti accolti in altri reparti sono 5, stabili le persone in isolamento sono 225. Primo giorno di sospensione per 177 sanitari Novax fermati dall'azienda del Friuli Occidentale. Tra questi gli infermieri sono 58, il presidente regionale dell'ordine non li giustifica in alcun modo, ma c'è chi è pronto a prendere le loro difese. Primo giorno di sospensione dal lavoro senza stipendio per i 177 operatori della sanità residenti nel Friuli Occidentale, fermati in quanto non in regola con la vaccinazione anti-Covid. Una presa di posizione, quella di ASFO, che fa seguito alla specifica legge che ha creato reazioni contrastanti. O ti vaccini o devi cambiare lavoro. È il perentorio commento di Luciano Clarizia, presidente provinciale di Pordenone e regionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, rispetto alla decisione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale di sospendere i professionisti che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, tra i quali 58 infermieri sui 2200 iscritti all'ordine. Ma per Clarizia è indispensabile che venga dato il buon esempio dalle categorie della sanità. Di tutt'altro parere il presidente del coordinamento FVG del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione, Claudio Simion, che si è detto solidale con i sanitari sospesi, manifestando l'intenzione di mettersi al fianco delle organizzazioni sindacali di categoria per fare in modo che le loro ragioni, contrarie alla vaccinazione, possano emergere. Per Simion l'atteggiamento di ASFO è non democratico e non conforme alle tutele che devono esserci nel mondo del lavoro. E dopo le prime sospensioni in regione del personale sanitario non vaccinato, i sindacati lanciano l'allarme sul rischio che i servizi non possano più essere offerti in modo adeguato ai cittadini, soprattutto visto il periodo di ferie. Le leggi si rispettano e ognuno si prenderà le proprie responsabilità, ma non è pensabile che a rimetterci siano i servizi ai cittadini. Questa è la posizione della CGIL Sanità sul fronte dei 177 operatori del Friuli Occidentale sospesi perché non in regola con la vaccinazione, persone che andrebbero ora sostituite. Bisognerebbe fare delle assunzioni straordinarie per poter coprire questi buchi che verranno a crearsi, ma siamo già in una situazione dove nemmeno quelle ordinarie si stanno facendo. Quindi ASFO deve mettere in campo una volta in più quello che non ha fatto in questi mesi, in questo ultimo anno e mezzo. Ma nessuna giustificazione per i Novax. Qualcuno ci ha contattato, ci ha chiesto anche se noi mettevamo a disposizione una tutela legale. Per quanto riguarda la mia organizzazione non abbiamo a disposizione legali per la tutela delle persone che per scelta non vogliono vaccinarsi. La legge è una legge dello Stato, io sono abituato che le leggi vanno rispettate. Per il sindacato, così come per il Nursin, la già cronica carenza di persone sarà amplificata dalle sospensioni, in particolare degli operatori sociosanitari, in un periodo già condizionato dalle ferie. Se questi verranno sospesi, veramente sarà difficile fare i turni di lavoro con il personale e garantire nello stesso tempo l'adeguato riposo delle persone e l'adeguata assistenza agli ospiti delle case di riposo o ai pazienti che possono essere nelle strutture intermedie, le RSA, oppure quelle territoriali e soprattutto quelle ospedaliere. Una corriera di linea di Arriva Udine è stata fermata da polizia e carabinieri stamattina a Palazzolo dello Stella per prelevare un passeggero risultato positivo al Covid a seguito di un test eseguito in precedenza. La persona è stata trasportata in una struttura sanitaria in ambulanza secondo le procedure. Il bus, con a bordo 20 persone, è stato poi dirottato all'ospedale di Udine per far sottoporre passeggeri e autista ai test anti-Covid. Il mezzo, che sarà sottoposto alla sanificazione, era partito da Lignano e diretto a Udine. Arriva Udine si è poi attivata per informare gli altri passeggeri che attendevano la corriera, limitando i disagi e scusandosi per l'accaduto. Il possesso di un certificato Covid è da oggi obbligatorio per chi entra in Slovenia. In questo momento non ci sono controlli di polizia alle frontiere con Italia, Austria e Ungheria. Le verifiche vengono invece effettuate tra Slovenia e Croazia. L'inasprimento delle regole per l'ingresso nel paese senza quarantena prevedono che chi arriva dall'estero sia in possesso di un certificato Covid. L'agenzia di stampa slovena STA precisa che il certificato deve dimostrare che le persone in ingresso in Slovenia si siano sottoposte a tampone molecolare, risultato negativo nelle ultime 72 ore, o a un test antigenico rapido, risultato negativo nelle precedenti 48 ore,
oppure dimostrare di essere stati vaccinati o di essere guariti dalla malattia. Il Green Pass europeo e quelli emessi da paesi terzi sono accettati. L'obbligo di presentazione del certificato Covid non riguarda tutti. Sono esentati le persone in transito in Slovenia, i camionisti, i proprietari di terreni su entrambi i lati del confine e i minori di 15 anni accompagnati da persone in possesso del certificato Covid. L'agenzia STA ricorda che la Slovenia riconosce, oltre ai vaccini approvati a livello UE come Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, anche quello russo Sputnik e quelli cinesi Sinovac e Sinopharm. Desta preoccupazione in Friuli Venezia Giulia la decisione del Parlamento sloveno di raddoppiare la centrale nucleare di Krško. Si trova a meno di 100 km dalla nostra regione e, ha ricordato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, è l'unico impianto in Europa a sommare i pericoli del nucleare a quelli di una zona sismica. I consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli hanno ricordato che sul raddoppio di Krško è stato avviato un processo di valutazione di impatto ambientale internazionale e hanno chiesto alla Regione di prendere immediatamente una posizione ufficiale e di agire sui governi sloveno e italiano. Di blitz al Parlamento sloveno ha parlato il segretario regionale del PD, Cristiano Sciaurli, che ha sollecitato la giunta Fedriga a far sentire la propria voce nella speranza che il governo di Lubiana e la maggioranza parlamentare slovena, allineati ai sovranisti italiani, le diano migliore ascolto. Un uomo di 45 anni residente in Veneto e 2 cittadini italiani residenti a Milano in provincia di Bari sono finiti nella rete della Polizia Postale di Trieste per scambio di numerosi video pedopornografici che avevano per protagonisti minori, anche bimbi molto piccoli, ripresi in atti sessuali con adulti, ma anche con animali. Un arrestato e 2 persone denunciate. È l'esito di un'indagine, l'operazione Fight Together della Polizia Postale delle Comunicazioni di Trieste, eseguita col Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online. Ha trovato il suo snodo principale nella perquisizione eseguita nei confronti di un uomo di 45 anni residente nel Veneto, indagato per aver effettuato l'upload di numerosissimi video di natura pedopornografica su una nota piattaforma di file sharing. Le immagini e i video avevano come protagonisti minori, anche infanti, ripresi in atti sessuali con altri minori, con adulti e in alcuni casi persino con animali. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi e account che l'indagato utilizzava per scambiare con altri utenti il materiale illecito, decisamente pregnante per la particolare efferatezza dei contenuti. È stato possibile dare nomi e cognomi agli pseudonimi utilizzati sul web, abbattendo così la barriera dell'anonimato offerto da alcune piattaforme di chat che invogliava le persone a perseverare nelle condotte criminali di scambio. Individuati anche altri 2 cittadini italiani residenti a Milano in provincia di Bari di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che a loro volta avevano condiviso sulla piattaforma centinaia di video illeciti. Uno dei 2 si pregiava nelle chat di aver abusato direttamente di minori nel tentativo verosimilmente di destare maggiore interesse nei propri interlocutori. Un operaio residente in provincia di Lecco di 49 anni è stato ricoverato stamattina in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara in prognosi riservata dopo essere caduto da un'impalcatura in un cantiere per l'ampliamento di uno stabilimento nella zona industriale a Ussacorno, a San Giorgio di Nogaro. È stato trasportato in volo all'ospedale, sul posto i vigili del fuoco di Cervignano, i carabinieri di San Giorgio e della radiomobile di Latisana. E un edificio fatiscente che sorge in pieno centro a Cervignano, in via Trieste, ha mostrato questa mattina importanti segni di cedimento, tanto da dover rendere necessaria la chiusura della strada da parte della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente durante il distacco di porzioni di tetto e della caduta di mattoni sul marciapiede non c'erano pedoni, non sono state colpite nemmeno automobili. L'area è quella a ridosso di via Roma, una zona molto transitata dal centro della Bassa Friulana. Il questore di Gorizia ha disposto la chiusura per 7 giorni di 2 locali nel centro di Monfalcone a seguito di una rissa che lo scorso maggio aveva coinvolto più persone, che era stata causata dall'eccessiva assunzione di bevande alcoliche.
Inaugurata oggi in Castello a Udine la rassegna fotografica Cosacchi in Friuli, le fotografie di Sergio Gennaro, 175 scatti realizzati in diversi paesi della Val Pesarina. Aperta in Castello a Udine la rassegna fotografica Cosacchi in Friuli, le fotografie di Sergio Gennaro, che attraverso fonti fotografiche e documentarie ricostruisce il percorso che condusse il contingente militare caucasico, collaborazionista dei nazisti, e la numerosa popolazione civile al seguito a stabilirsi in Friuli. Sono 175 scatti di alta qualità e nitidezza commissionati direttamente dai cosacchi nei diversi paesi della Val Pesarina. Ritraggono uomini armati, spesso a cavallo, donne, bambini e intere famiglie. Sì, siamo nella Carnia, 44, arrivano i cosacchi, una pagina drammatica di storia che il professor Folisi con Paolo Brisighelli propongono ai cittadini, ai concittadini e a tutti coloro che avranno il piacere di salire qui in castello, una pagina di storia che viene raccontata attraverso le foto ufficiali dei cosacchi qui in Carnia. Perché sottolineo ufficiali? Perché ci sono anche negli archivi della città le fotografie che sono state strappate a questa presenza militare, quindi dei partigiani e di coloro che vivevano in quei territori, ma queste sono le foto che i cosacchi si sono fatti fare dal dottor Sergio Gennaro. Noi ci fermiamo qui, tra poco l'appuntamento con le news sportive e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.